Buonasera da Mayra Trevisan e benvenuti a questo spazio notizie dedicato al Friuli Venezia Giulia. Apriamo con la cronaca. Nelle ultime settimane la Guardia di Finanza di Tarvisio ha portato a termine un'operazione di verifica e analisi del patrimonio immobiliare presente sul territorio tarvisiano. L'operazione, avviata ad aprile dello scorso anno, ha riguardato il controllo del corretto versamento dell'imposta municipale propria IMU-ILIA da parte di una pluralità di contribuenti titolari di immobili ubicati nel comprensorio di Tarvisio. Gli esiti delle verifiche hanno portato a rilevare il mantenimento di residenze di facciata negli immobili dichiarati come principali, allo scopo di beneficiare delle esenzioni previste dalla normativa vigente, mentre i contribuenti avevano in realtà il proprio domicilio effettivo in un diverso comune. Al termine dell'attività ispettiva, le posizioni irregolari sono state segnalate al comune di Tarvisio per il recupero delle somme dovute e la loro destinazione ai servizi pubblici a beneficio della collettività locale. Complessivamente sono stati individuati 70 contribuenti responsabili del mancato versamento dell'IMU per un importo totale di circa 160.000 euro. Cambiamo argomento. A 70 anni dalla sua inaugurazione, il monumento ai caduti di Strassoldo torna ad essere un punto di riferimento per la memoria della comunità. L'opera, restaurata grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso la legge regionale 3 del 2025, è stata inaugurata nel corso di una cerimonia partecipata alla presenza di autorità civili, associazioni d'Arma e cittadini. Sentiamo le parole del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Mauro Bordin e dell'assessore Alberto Rigotto. Presidente Bordin, 70 anni dopo la sua inaugurazione, il monumento ai caduti di Strassoldo torna a essere un simbolo vivo per la memoria collettiva. È bello vedere un monumento che riprende vita attraverso l'impegno degli alpini, in particolare del gruppo di Strassoldo, Ioannis e Aiello. La Regione finanzia questi interventi perché vuole non solamente riportare al loro antico splendore monumenti che oggi rappresentano all'interno della nostra comunità un momento di riflessione, ma perché questo monumento ci parla, questo monumento è una testimonianza di fatti di storia, è un impegno a ricordare e onorare i nostri caduti, ma è anche un insegnamento della nostra vita quotidiana, cercare nei nostri rapporti reciproci di tener conto di quello che in qualche modo la storia ci insegna, la necessità di avere rispetto per il prossimo, lealtà, correttezza nei rapporti. Gli alpini da questo punto di vista sono una rappresentanza straordinaria dell'impegno storico di un corpo che oggi è parte della nostra comunità e viene rispettato e onorato dalla nostra comunità. A loro va un ringraziamento non solamente per questo intervento, ma soprattutto per l'attività quotidiana che svolgono, che siano momenti sociali, ricreativi, culturali, di insegnamento, ma soprattutto quella volontà che hanno, quel piacere che hanno di trasmettere ai giovani la loro storia e i loro valori. Ecco, cerchiamo in qualche modo di coinvolgere nuove generazioni affinché comprendano che cosa hanno alle spalle, quali sono le loro radici, qual è la forza di un paese che ha saputo risollevarsi da conflitti tremendi, ma ancora oggi mantiene all'interno della propria comunità i valori fondanti di un paese democratico, libero e in cui possiamo in qualche modo esercitare i nostri diritti, ma dobbiamo sempre ricordarci anche i nostri doveri. Assessore Alberto Rigotto, oggi è stata anche l'occasione per consegnare il sigillo della città di Cervignano del Friuli al gruppo ANA locale. Sì, fa parte di una bellissima cerimonia che abbiamo fatto il 2 giugno come amministrazione comunale, dove abbiamo consegnato il sigillo della città a tutte le associazioni d'Arma della comunità, che sempre si stanno da fare per la comunità, e quindi abbiamo ritenuto di riconoscere in modo così importante e valoriale questo impegno che hanno. E abbiamo approfittato, sapendo di questa cerimonia, di consegnarlo in questo momento al gruppo alpini di Strassoldo, Ioannis ed Aiello, e l'abbiamo fatto in questo momento, che è un momento anche importante, dove c'erano molte persone, era un momento davvero significativo per la comunità di Strassoldo con il restauro di questo importante monumento ai caduti. Ieri a Piancavallo l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Mirante è intervenuta alla seconda edizione dell'esposizione internazionale canina organizzata dal gruppo cinofilo pordenonese. Come ha spiegato la rappresentante della giunta regionale, si tratta di un appuntamento che si rinnova annualmente, toccando
toccando diverse località del territorio provinciale. L'assessore ha poi affermato che il gruppo cinofilo pordenonese svolge un'importante attività sul piano culturale, volta a illustrare i criteri di selezione e le specifiche attitudini funzionali dei cani. Sentiamo Amirante. Questa è il caso di dirlo, bella cornice di Piancavallo, un evento legato agli appassionati dei cani che però ha un grande successo. Sì, torna a Piancavallo la seconda esposizione internazionale canina organizzata dal gruppo cinofilo pordenonese. È una tradizione che si ripete ogni anno in vari luoghi, insomma nella provincia di Pordenone. Sicuramente qui a Piancavallo è la cornice più fresca, anche per non solo i conduttori dei cani ma i cani stessi, per poter ammirare queste razze e poter partecipare insomma a un'esposizione che ha una funzione chiaramente molto importante nella cinofilia. Il gruppo cinofilo pordenonese lavora moltissimo sul piano culturale per raccontare quello che fanno, qual è la selezione delle razze canine e qual è la funzione appunto sia delle prove di lavoro che vengono svolte anche queste spesso e volentieri nelle cornici della montagne pordenonesi e non soltanto, ma anche questa esposizione che serve assolutamente a conoscere e a garantire la trasmissione della cultura della cinofilia. Cambiamo argomento. È motivo di orgoglio per il Friuli Venezia Giulia aver ospitato il campionato italiano Gravel, un'importante occasione per promuovere il nostro territorio e favorire la diffusione di una disciplina in costante crescita. Lo ha affermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo sport Mario Anzil, intervenendo ad Artegna alle premiazioni del campionato italiano Gravel GP Enzo Cainero. Sentiamo. È certamente motivo di orgoglio per la regione Friuli Venezia Giulia aver ospitato il campionato italiano Gravel, ottima occasione per promuovere il nostro territorio ma anche per promuovere la diffusione di questo sport, il ciclismo in particolare gravel, unito a un territorio come quello di Gemona, di Artegna, dei comuni interessati poi dalle celebrazioni del 50° anniversario del terremoto, a dimostrazione che lo sport è sì valorizzazione dell'atleta ma anche memoria condivisa e a dimostrazione del fatto che questo è un territorio che ben si presta a sposarsi al gravel. E sempre il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, è intervenuto all'inaugurazione della mostra Custodi della Memoria, 50 anni di storia viva Palmanova, allestita al Palazzo del Governatore alle Armi. Anzil ha simbolicamente dato avvio alle celebrazioni con lo sparo di un colpo di cannone dal torrione del cannoniere. L'esposizione celebra i 50 anni dell'attività del gruppo storico città di Palmanova, protagonista dal 1976 della rievocazione storica della città stellata patrimonio dell'umanità UNESCO. Sentiamo Anzil. La mostra Custodi della Memoria, oggi inaugurata in Piazza Grande a Palmanova, non è solo un tributo a 50 anni di storia, di rievocazioni rinascimentali e opera del gruppo storico città di Palmanova, ma è soprattutto un tributo alla passione, all'impegno, allo spirito di appartenenza alla comunità di tante persone che in questi 10 lustri si sono alternati rievocando episodi del passato e regalandoli alla società contemporanea, permettendo così di conoscere la nostra storia e di approfittarne per immaginare il nostro futuro. La Regione è quindi qui oggi per dire grazie non solo a chi oggi porta avanti questa importante storia, ma soprattutto a chi in questi anni l'ha costruita. Siamo ora allo Spazio Cultura, parliamo della mostra Limen di Katiuscia Mirabelli, in corso di svolgimento alla Marchetti Art Gallery di San Daniele del Friuli per tutto il mese di luglio.
Ci troviamo a San Daniele del Friuli alla Marchetti Art Gallery per parlare di una mostra di dipinti di un'autrice che è qui con noi. Lei è Katiuscia Mirabelli, che presenta l'Imen, la sua rassegna che è in corso di svolgimento per tutto il mese di luglio. È stata recentemente inaugurata e presenta circa una ventina di opere. Katiuscia, innanzitutto io vorrei parlare della scelta di questo titolo molto particolare. Che cosa significa? Allora, l'Imen è una parola latina, viene usata parecchio in letteratura, non è stata una mia idea ma della gallerista che mi ospita. Significa soglia, passaggio, un momento di introspezione, di ricerca anche interiore tra quello che si è stato e quello che si diventerà, forse il momento che si sta vivendo, questo. E questo titolo vuole un po' rappresentare quelle che sono le opere che tu porti qui in mostra, quindi una sorta di viaggio introspettivo. Sì, certamente nel mio caso per me dipingere o disegnare è un momento molto importante dove non ci sono, ma ci sono, nel senso dove mi ritrovo. E possono passare ore senza che io me ne renda conto. Questa cosa è bellissima perché mi dimentico proprio anche di avere un corpo. Questo serve anche attraverso i segni, le ombre, le luci a un attimino un po' raccogliermi. Diciamo, Katiuscia, che c'è molta espressività, molta naturalezza nella tua arte, ma bisogna dire che c'è anche tanto studio. Tu per arrivare a questo livello e raggiungere anche questi risultati hai studiato molto, hai lavorato molto. Sì, e non ho ancora finito, ovviamente, non si è mai arrivati. Ho iniziato circa 25 anni fa e per un'esigenza proprio mia personale di potermi esprimere in qualche maniera, anche se questa predisposizione l'ho sempre avuta fin da bimba. Non l'ho sviluppata fino quasi ai 30 anni, quasi, quando dovevo assolutamente iniziare a imparare a dire qualcosa in qualche maniera, quindi ho usato questo mezzo che è l'arte. Ho iniziato a studiare presso un bravissimo artista, pittore che si chiama Carlo Aletti, che saluto con molto affetto, che mi ha seguita per un po' di anni. E dopodiché ho fatto un po' da sola, ho cambiato vita, insomma la vita va così, ci sono vari passaggi. E negli ultimi 5 anni, diciamo, ho avuto la fortuna di conoscere il maestro e artista Paolo Clavora e mi ha fatto studiare parecchio anatomia umana, nel senso come disegnare le ossa, i muscoli, le luci, le ombre. E lì finalmente sono riuscita a esprimermi veramente. Siamo in compagnia di Daniela Marchetti, che è la titolare di Marchetti Art Gallery qui a San Daniele del Friuli, che ospita la rassegna di Katiuscia Mirabelli l'Imen. Da quanti anni è aperta questa galleria? Il mio sogno ha iniziato nel 2021 e alla fine del 2021 è uscito primo il numero della rivista, perché prima è stata rivista Marchetti Art Gallery, erano 2 progetti collegati e subito dopo nel 2022 è aperta anche galleria, no? Per quanto riguarda la mostra l'Imen, che cosa ti ha colpito? Conosco da poco l'artista. Dal primo momento, quando lei mi ha inviato 2 o 3 immagini con i suoi quadri, ho sentito un desiderio profondo che voglio fare subito una mostra e gli ho scritto in quella sera. Vedo come trovo spazio perché sento che se non faccio adesso non faccio mai, e lei è stata d'accordo.
Bene, dopo lo spazio cultura per questa sera è tutto. Grazie per averci seguito. Un saluto da Mayra Trevisan, in regia Davide Lucera. Buon proseguimento con i programmi di Friuli TV 24.